Ciao, mi chiamo Patrizia Senna, ho 46 anni, sono di Nuoro e sono commessa presso i Fratelli Spena. Questa è un'attività storica della mia città, venivo qui fin da bambina e mai aver pensato di un giorno di poterci entrare a lavorare. Prima lavoravo in un'edicola, però a un certo punto hanno dovuto fare dei tagli dal personale e a quel punto ho deciso di rivolgermi all'ufficio del lavoro per, come dire, rimettermi anche in gioco. Mi hanno fatto inizialmente un primo colloquio, non solo per l'iscrizione in sé, ma per capire chi fossi io e che cosa loro avrebbero potuto fare per me. Mi hanno aiutato a preparare un curriculum secondo le nuove norme europee. Mi hanno fatto seguire dei corsi gratuiti, uno di informatica e un altro per spiegare come le cose erano cambiate, nel senso come fare un colloquio, come porsi di nuovo nel mondo del lavoro, perché rispetto a molti anni fa decisamente ci sono stati molti cambiamenti. Innanzitutto il personale è più competente e preparato, soprattutto molto informato su quelle che sono le novità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo del lavoro, sia per chi lo fa, per chi deve essere inserito per la prima volta o chi come me si doveva essere reinserita. Mi sono resa conto che in effetti non era a conoscenza di tante cose e lì mi hanno proprio aiutato a colmare queste lacune. Già il solo fatto che mi abbiano fatto seguire questi corsi gratuitamente mi ha fatto capire quanto sono interessati e gli hanno dato gli strumenti per poterlo fare. È uscito questo bando regionale che dava la possibilità di assumere persone come tirocinanti e quindi bisognava trovare un'azienda. È venuto fuori che stavano cercando qui e io ho presentato il curriculum e quindi ho fatto un colloquio con la titolare e hanno deciso di darmi questa possibilità. Devo dire che ho trovato un bell'ambiente e spero di poter continuare. Il mio lavoro è a stretto contatto con il pubblico, questo mi piace perché mi permette di interagire e anche di conoscere nuove persone. Il consiglio che mi sento di dare a persone che come me vogliono inserirsi nel mondo del lavoro o altri che devono entrarci per la prima volta è quello di rivolgersi a un ufficio competente, anche perché, come vi ho già detto, ti formano proprio. Ti danno consigli, fanno seguire dei corsi e mi hanno dato gli strumenti per affrontare il colloquio così come è impostato oggi. È importante acquisire esperienza e formazione e riuscire a valorizzarla. Ciao e buon lavoro!